questa città ha avuto negli ultimi 10 anni una, riduzione dei finanziamenti per le manutenzioni della città che non c'entrano nulla col Mose, di 1.250 milioni. La macroscopica somma è stata calcolata dagli uffici comunali e rappresenta la differenza tra i finanziamenti della legge speciale nel periodo dal 1993 al 2004 e quelli dal 2005 al 2014. Se infatti nei 10 anni precedenti l'ammontare dei fondi destinati dallo Stato alle manutenzioni della città era mediamente di 143 milioni all'anno, questa media è scesa a 17 milioni nell'ultimo decennio. I minori trasferimenti sono stati quindi di 125 milioni all'anno. Per costi di manutenzione, per spiegarlo alle persone che ci ascoltano, sono le bricole che stando in acqua ogni anno si marciscono, sono proprio marce e vanno cambiate, sono i rii che vanno scavati, se non si scavano non si entra con le barche neanche con le ambulanze, le case che cade l'intonaco a pezzi, ci sono problemi di sicurezza, anche ci sono i masegni che sulle rive possono venire giù perché il Salso lavora così. Questa città ha dei costi che sono riconosciuti per legge, c'è una legge speciale, la specialità di Venezia non la invento io. Questi finanziamenti, ricorda Brugnaro, non hanno nulla a che vedere col Mose, che non serve alla manutenzione della città ma alla difesa dalle acque alte straordinarie. Quello che ci spetta ora lo pretenderemo, promette il sindaco, anche a costo di scendere in strada con una grande manifestazione e vedremo se i tanti personaggi internazionali che tanto chiacchierano sulla difesa di Venezia saranno al nostro fianco a chiedere i soldi che ci sono stati sottratti. Questo è uccidere la città. Dove sono i soloni che ci spiegano come bisogna fare? Verranno a manifestare con noi quando vorremmo difendere la città? Perché in tutti questi anni nulla hanno detto sulla mancanza di queste manutenzioni, di questi finanziamenti? Perché quando non fai le manutenzioni, non difendi la città e i giovani e il futuro dei giovani, uccidi Venezia. Dove sono gli amici internazionali di Venezia? Solo a occuparsi del gender? Punto di domanda.